Che cos'è il compact disc, questo piccolo nuovissimo disco? Vuoi dirci? È semplicemente un nuovo sistema di registrazione, rispettivamente di riproduzione, rivoluzionario in relazione a quello che si conosce fino adesso. Cioè il 33 giri, il 45, sì, il 78 dischi convenzionali, infatti. Cioè cos'è cambiato? Oserei dire completamente tutto. È un disco molto più piccolo, molto più compatto, anche l'apparecchio, e specialmente la lettura. È una lettura ottica, non ha nessun logorio, la qualità rimane la stessa dal primo giorno finché lo tiene, no? Praticamente eterno. E la qualità, qualità migliore, molto alta buona, fedeltà, molto buona, nessun scricchiolio, nessun rumore di fondo come nei dischi convenzionali, specialmente dovuti a polvere, graffi, eccetera. Senta, io vedo questo apparecchio tanti bottoni, che cosa si può fare con questo? Si può scegliere, sentire un altro brano? Infatti si può selezionare dei brani che ha il disco, quelli che interessano di più, o addirittura farlo ripetere e farsi ogni programma. Senza più gli scricchioli di puntina ai quali eravamo abituati. Assolutamente, la puntina non esiste più. Signor Blanco, qui abbiamo un altro disco che è grande come un normale 33 giri, però sembra uno specchio. Questo che cos'è invece? Sì, è praticamente la stessa cosa con l'aggiunta dell'immagine. Ne abbiamo già un disco dentro. Sì. Dunque questo disco è un film, potremmo dire in poche parole. Può in qualche modo può essere un film. Sì, ho capito. E vogliamo chissà vedere qualche immagine, si può? Certo. Può farci vedere se... come vede la semplicità d'uso è estrema, c'è la possibilità di andare in avanti o indietro senza assolutamente nessun disturbo. Può addirittura fermare l'immagine là dove ci interessa. Si può giocare con l'immagine? Si può giocare con l'immagine, farlo al ralentì. Quando si troveranno nei negozi questi dischi? Subito, fra un paio di mesi al massimo. Sì, Mi riferisco al piccolo disco, al disco compatto. Il videodisco sarebbe già in principio fornibile, almeno in teoria. E quanto costeranno? Quanto costerà il disco e l'apparecchio, rispettivamente per il videodisco e per il compact? L'apparecchio non più caro di un buon apparecchio riproduttore normale, all'intorno dei 1500 franchi. Sì, come un buon apparecchio normale? Un buon apparecchio, sì, infatti. E il disco dai 35 a 45 franchi a secondo. Con una qualità ottimale però di ascolto per questo prezzo? Perfetta. Perfetta, almeno speriamo che mantenga le promesse, insomma. E per il videodisco? Il videodisco al di sotto dei 2000 franchi e poi i dischi naturalmente dipendente dai programmi fra i 60 e i 100 franchi. E che cosa faranno gli amatori di musica classica o anche dell'altra musica, ma chi possiede delle grandi collezioni di 33 giri? Cosa dovrà fare? Sì, dovrà buttare via i vecchi dischi? Assolutamente, senz'altro non buttarli. Sono dei dischi talvolta irripetibili, purtroppo di persone già scomparse, e senz'altro varrà la pena tenerli. Poi senz'altro ci sarà un grande tempo, circa 10 anni, finché questo disco completamente supplanta l'altro.